una vittoria sul PUA, però lei ha detto che è una vittoria della città, perché? Perché un progetto di questo credo che finalmente possa dare grande respiro alla città. A noi poco interessa chi farà il progetto, Stella Polare, Luna Rossa o Pinco Pal. A noi interessa che abbiamo messo nelle condizioni un qualsiasi privato finalmente di poter realizzare una bellissima opera in questa città. Come mai ha fatto riferimenti precisi al consigliere Porto, che faceva parte della commissione urbanistica nella scorsa consigliatura, e all'assessore Di Salvo? Lei ha fatto degli strali in aula su un appello alla responsabilità che l'ha fatta particolarmente arrabbiare. Perché quando la predica proviene da chi ha sostenuto questa delibera per più tempo forse anche di me, e oggi dopo a distanza di 6 mesi, un anno, ha cambiato totalmente idea, ritengo che sia obiettivamente imbarazzante per loro e offensivo per noi. E allora abbiamo tenuto a precisare che loro due, in qualità di Presidente della Commissione Urbanistica Porto e in qualità di capogruppo del Movimento per l'Autonomia Salvo Di Salvo, hanno sostenuto per filo e per segno questa delibera. Più di me, che addirittura quando ero in amministrazione con Stanganelli in Consiglio Comunale votai contro la prima delibera PUA. Quindi immagini se adesso mi possono venire a raccontare a me che loro hanno la scienza infusa e che hanno ragione su tutto. Questo non lo possiamo accettare.